Passo la parola quindi a Luciano Sassetto, a cui chiediamo di illustrare il modello di rating proprietario che ha sviluppato al proprio interno insieme a un partner di grande rilievo, e un modello di rating che valorizza appunto le informazioni qualitative del Confidi insieme a quelle quantitative della banca. Grazie. Grazie a te e grazie a tutti voi. Allora, oggi vi presenterò uno studio e un progetto che abbiamo rilasciato a fine 2019, quindi non è più un progetto, è diventato strumento di valutazione e analisi delle nostre parti. E voglio iniziare con una frase che mi sono appuntato qualche tempo fa di un esponente della Banca d'Italia in un convegno che ha fatto alla RES. Ha detto che lo sviluppo dei confidi nel futuro dovrà sostenersi anche su dei fattori abilitanti, no? Questo ha sottolineato, che sono il fattore umano e la tecnologia. Ora, l'intersezione di questi due fattori sono proprio uno degli elementi che ossessionano quotidianamente tutti i direttori dei confidi per estrarre quel valore necessario al fine di contenere tutto un insieme di costi e creare del valore per le imprese. Lo sottolineava molto bene anche ieri Paolo Pasqualetti questo ragionamento. Allora, viene da un'esperienza che abbiamo fatto con Cerved Group, principalmente con l'apporto della dottoressa Leonardi, che come voi sapete è la direttore generale della centrale di bilanci. Abbiamo incorporato tutta l'expertise di Cerved sul settore. Questo ci permette di elaborare le PD delle nostre controparti sia mediante l'incorporazione di tutti i dati di sistema, ma novità importante, come sottolineava il dottor Baione prima, ma anche Nicastro, quegli elementi, fattori abilitanti che sono i valori di prossimità, perché vengono inseriti e valorizzati quelli che sono tutti gli elementi della PEF del Confidi. L'architettura del modello è specializzato, no, sia su società di tipo di capitale, questa è una distinzione importante tratta dal modello, sia su società di persone e ditte individuali, dove noi i bilanci non li troviamo di fatto nelle centrali dei bilanci, non li troviamo neanche nei SIC, nei sistemi di informazione creditizia che possiamo reperire dal mercato sia su Cerved che su CRIF o altre Experience o altre banche dati. Vengono inseriti direttamente da noi con tutte quelle informazioni qualitative tratte chiaramente dal rapporto che abbiamo con le nostre imprese storico. Ecco. Questo serve sia per il rilascio della garanzia o del finanziamento, ma anche per il monitoraggio, perché il rating, diversamente da quello che avevamo prima, lo scoring precedente, ci rilascia in modo aggiornato, mese per mese, la valutazione di sistema. Quindi ogni mese viene rielaborato ed è costantemente aggiornato. Quindi è uno strumento utilissimo ai fini del monitoraggio delle posizioni. Ecco che questo è servito in modo molto prezioso per la valutazione del credito diretto. Voi sapete che il credito diretto rilasciato dai confidi ha delle difficoltà che hanno sottolineato gli organi di vigilanza. Tra l'altro in una recente ispezione che abbiamo avuto hanno fatto un focus proprio sul credito diretto, perché vi posso assicurare che c'è qualche preoccupazione da parte delle autorità di vigilanza nello sviluppo di questa attività nuova per i confidi, soprattutto legata al monitoraggio e all'incapacità del confidi di poter accedere a informazioni di prima mano nel continuo dell'attività, quello che fa la banca giornalmente, valutando chiaramente l'andamento degli incassi e pagamenti e della posizione chiaramente di riferimento del cliente. Ecco. E anche, e non per ultimo, l'antiriciclaggio, perché chiaramente dando cassa non siamo più di fatto secondi alla banca nella valutazione, ma l'adeguata verifica deve alzare il proprio livello al fine di garantire un profilo di adeguatezza anche sotto il profilo dell'adeguata verifica. Quindi questi fattori di fatto sono fattori critici che la Banca d'Italia ha messo sul tavolo, quindi
ha alzato un po' la paletta e dite state molto attenti a questo tipo di attività. Non ultimo il fatto che oggi il monitoraggio di queste posizioni non viene attuato in quanto sono quasi tutte in preammortamento. Tutti gli sistemi pubblici di garanzia hanno favorito lo sviluppo anche del credito diretto, ma all'interno del framework sono i 72 mesi con i 24 di preammortamento. Quindi sono tutte pratiche delle quali gran parte di noi non sanno assolutamente nulla se non vengono monitorate giornalmente. Lo sapremo forse il prossimo anno, ad aprile, quando cominceranno o dovranno pagare le prime rate di ammortamento. Non ultimi i costi di gestione che ieri Paolo aveva sottolineato. Il sistema proprietario quindi si confronta con tutte queste realtà e ci ridà sostanzialmente, costantemente, quella che è la valutazione delle nostre controparti. Quindi le due teste si muove in due modi, da una parte sulle società di capitali e dall'altra parte sulle società di persone, incorporando all'interno quelli che sono anche le valori predittivi, li chiamano, ossia dei modelli forward looking, no? Voi sapete che oggi gran parte delle banche stanno attuando questa tipologia di modelli e serviranno proprio anche per non solo fare una valutazione. Oggi valutare il bilancio del 2019, mi insegnate, forse anche del 20, è guardare, diciamo, a uno storico che non è più la realtà. Dobbiamo vedere che impatto ha avuto la pandemia oggi sulle nostre controparti. Quindi un modello attuale e prospettico diventa assolutamente necessario al fine di capire se le nostre controparti in futuro saranno in grado di onorare correttamente i propri impegni. Quindi gli obiettivi che ci siamo prefissi sono di più livelli, vedete, la realizzazione innanzitutto di uno strumento di valutazione della controparte che sia migliorativo rispetto a quello precedente, poi vedremo quali fattori abilitanti ha questo modello, l'accuratezza con cui viene fatto, l'indice di accuracy lo chiama diciamo la dottoressa Leonardi, è diciamo l'affinità che ha il modello rispetto al vero, no? Arriva all'84%. Non vedo più il dottor Nicastro, se ci fosse in sala mi direbbe ma è quello di Unicredito. Ecco, uno degli esperti all'interno di Cervi viene proprio da Unicredito e ha portato una grossa esperienza, diciamo, sotto questo diciamo, profilo di sviluppo dei sistemi di valutazione di rating e abbiamo raggiunto un livello. Pensate che precedentemente non arrivavamo al 50, quindi anche il modello predittivo della PD è estremamente affinato, d'accordo? Poi i modelli di monitoraggio, oggi il monitoraggio del credito è una delle realtà su cui non solo l'organismo di vigilanza ma anche i regolatori interni e le società che fanno i controlli hanno alzato diciamo, come attenzione per capire se vengono nel nostro controparti diciamo, verificate e monitorate nel continuo, no? Quindi questo modello ci permette anche di assistere tutto il sistema del monitoraggio del credito con dei dati e delle informazioni molto precise ma soprattutto attuali, no? Adottare le policy del credito, noi fissiamo il pricing del credito oggi col sistema di rating e affinare questo sistema è assolutamente importante per avere poi delle marginalità coerenti con quelli che sono i costi ma soprattutto con quelli che sono i rischi. Quindi la policy diciamo, sul credito sia nei sistemi di valutazione ma anche nei sistemi di pricing sono determinate dal sistema di rating. D'accordo? Poi come potremmo dire, la segmentazione del portafoglio anche nelle logiche commerciali. Il nostro sforzo degli ultimi 4 anni in Fidi Nord-Est è stato intenso soprattutto sul profilo tecnologico, quindi abbiamo investito tantissimo sulla digitalizzazione e la semplificazione nei processi, ma soprattutto nel poter di fatto dare in mano ai nostri commerciali dei device che gli dassero la possibilità di trovarsi in ogni luogo tutto quello che serve per poter valutare il cliente, ma non solo, per orientargli sui prodotti. Quindi col sistema
oggi è incorporato completamente su Galileo, su Odessa, e quindi all'interno di Odessa, voi sapete, si possono fare le segmentazioni del portafoglio, si possono fare le campagne di sviluppo commerciale. Ebbene, ogni nostro gestore ha la sua campagna, le sue aziende, per ogni gruppo di PD può sapere quali sono le controparti e su quelle controparti andare a offrire il prodotto adeguato. Quindi su quelle ampiamente equilibrate darà certi prodotti di sviluppo, su quelle che sono più vulnerabili magari prodotti diversi o consulenze che servono chiaramente per sostenere magari l'uscita da particolari problematiche che vivono in quel momento le aziende. Adesso spero mi funzioni, eccolo qua. Il set informativo arriva quindi da una pluralità di fonti. La prima, come vedete, è la fonte Cerved, che troviamo anche sul mercato Cribis, De Crif. Ieri mattina vi ha fatto chiaramente un excursus anche sul loro prodotto. Non è molto diverso. Noi abbiamo scelto Cerved perché ha sviluppato certe tecnologie, è un rating agency e poi ha incorporato chiaramente anche tutta l'expertise della centrale dei bilanci, ma voglio dire, un altro confidi può benissimo comprare sul mercato altri prodotti, tipo gli eventi negativi dei dati pubblici, i bilanci delle società di capitali, come vedete, proprietà immobiliari che arrivano dalle banche dati anche per le società di persone, come c'è tutta una serie di informazioni che tutti noi valutiamo quando arrivano, diciamo, sulle nostre scrivanie le pratiche. Non ultimo, diciamo, il Credit Bureau di Experience che va a completare il CGS-X di Cerved, e quindi anche con quelli che sono diciamo, la regolarità di pagamenti, il numero di finanziamenti, eccetera. Interessante è anche il sistema di pagamenti, le abitudini di pagamento, perché incorpora anche la payline, no? Sono tutte informazioni che voi conoscete, ossia la regolarità dei pagamenti verso i fornitori, e soprattutto fornitori di un certo rilievo. Tutte queste informazioni è un corredo che va ad arricchire chiaramente il nostro rating, ma arriva sempre da fonti esterne, come ce l'ha IDEXA, come ce l'hanno tutte le società. La centrale dei rischi è incorporata, quindi la prima info piuttosto che diciamo, l'utilizzato, l'accordato, la qualità del portafoglio, eccetera, arriva chiaramente dalla fonte centrale dei rischi. Si aggiunge poi i valori di prossimità, che sono dati da che cosa? Dal bagaglio informativo che ha un confidi come il nostro, che lavora da 62 anni nel territorio della provincia di Vicenza e del Veneto. Sono state estratti circa 16.000 NDG, aziende, all'inizio del 2019, oggi sono 24.000. Su queste girano tutti i dati, diciamo, della soft information cosiddetta, ossia l'area geografica, cioè il posizionamento geosettoriale dell'azienda, le dimensioni aziendali e quant'altro, oltre alle informazioni legate al bilancio delle società di persone e quelli in ordinaria e semplificata che non troviamo chiaramente sulle banche dati esterne. Quindi un'intersezione e un arricchimento che arriva da più fonti interne ed esterne che vanno ad arricchire il giudizio per arrivare a un livello anche di accuratezza molto molto elevato. È un rating comunque automatico al quale associamo anche un questionario, no, qualitativo, che anche quello abbiamo arricchito, contava di circa 10 domande, adesso sono 14, 15, le abbiamo arricchite, e questo può cambiare di volta in volta. Adesso ci sono le domande su come ha superato l'azienda il periodo di Covid, qual è stato l'impatto sul Covid, eccetera. E quindi è un questionario che possiamo dire che è vivo, possiamo cambiarlo e adeguarlo e poi farlo girare nel modello. Il modello gira con un output di un insieme di variabili importanti, sono 82 variabili, no, che vanno a lavorare. È chiaro che poi noi nella PEF ne mettiamo solo alcune, ne mettiamo una decina, 8, però 82 sono tante, mettiamo le principali. A cosa ci serve? L'abbiamo già detto prima, tutto un insieme di attività, ma anche a snellire i processi. Lo smart credit, ossia il credito di piccolo taglio di fino ai 50.000 euro, noi lo gestiamo con questo tipo di strumento. Ha ridotto l'istruttoria a 15 minuti di questo tipo di operazioni. Lo sforzo quindi sia da una parte nella digitalizzazione e semplificazione dei processi con l'uso di tecnologia, sia con lo strumento del rating proprietario,
ha ridotto del 50% i tempi di lavorazione delle pratiche. Nel 2019, inizio 2019, dal momento del rilascio del territorio della pratica, significa che quando viene trasmessa da un gestore del territorio completa, al momento dell'invio per PEC alla banca, passavano 12 giorni di media, 12,2, qualcosa del genere, all'inizio del 2019. Oggi siamo sotto i 6 giorni, sul 90% del portafoglio. Questo ovviamente migliora chiaramente la qualità della relazione col cliente e riduce anche l'impatto sui costi, no? Perché sapete che abbiamo lavorato quasi gratis quest'anno, non è un'affermazione, voglio dire, volgare questa. Abbiamo dovuto, perché abbiamo fatto anche noi la nostra parte, come l'hanno fatta tutti i confidi. Hanno ridotto del 50% le tariffe, perché l'impatto del fondo centrale era molto elevato, e abbiamo lavorato in un anno, e lo stiamo ancora lavorando, con una quantità di moratorie incredibili, perché solo noi abbiamo fatto 2000 moratorie, non so Cofidi Sistema piuttosto che ACT quante ne ha, probabilmente qualcune decine di migliaia, e non le abbiamo fatte pagare alla nostra clientela, d'accordo? Quindi abbiamo lavorato tantissimo per sostenere le imprese in un momento di forte difficoltà, ma lo abbiamo fatto volutamente, d'accordo? Quindi anche sacrificando molto, chiaramente, e stringendo molto la cinghia della nostra redditività. Guardate questo grafico, io ne faccio vedere solo alcune, sarebbero 60, quindi mi concentro solo sulle principali. Come funziona Reti a due teste? Cioè, questi sono i cluster, no, informativi che escono fuori dal sistema. I pesi cosiddetti, no? Sono diversi. Una società di capitali da una società di persone si presenta in modo diverso. Guardate che questi numeri non vengono fuori perché li ho messo io lì a caso, vengono fuori da un sistema econometrico di valutazione CERVED, assieme chiaramente ai dati che abbiamo fornito come banche dati Fidi Nord-Est, che sono stati chiaramente fatti girare sul motore. Le dimensioni aziendali contano sulle società di capitali, mentre contano molto meno sulle società di persone. Vedete, l'attività conta viceversa molto di più l'attività economica. Lo scoring CERVED incorpora le società di capitali, mentre non lo fa chiaramente sul scoring personali. Vi vorrei però, vedete che poi la centrale dei rischi pesa ugualmente, perché le abitudini di pagamento, anche di regolarità, sono assolutamente importanti, ma vorrei sottolineare il fatto che contano più del doppio del bilancio delle ditte in semplificata. Il 13% su una ditta in semplificata, una piccola società di persone, è il peso del bilancio. Spesse volte noi ci accanniamo a guardare gli indici di bilancio, le proiezioni. Guardate cosa pesa nel giudizio finale il bilancio di un Confidi. Qualche giorno fa un solerte analista di una BCC mi disse che il DSGR di un nostro piccolo installatore di impianti era leggermente superiore alla media tollerata da parte della loro policy, in quanto i flussi di pagamento erano troppo elevati rispetto all'EBITDA dell'azienda. Mi sono congratulato per la conoscenza finanziaria dell'imprenditore di quella solerte analista. Vedete cosa pesa poi su una nostra ditta avere chiaramente magari un DSGR, no? Leggermente più alto della media. Ecco. Contano molto di più quelle che sono le informazioni di sistema, le informazioni che forniamo sull'andamentale, l'informazione sulla ditta, sulla storicità della ditta. Guardate come si è mosso in termini di valori. I comportamenti, no, del precedente e dell'attuale, i componenti, scusate, del precedente e dell'attuale. Prima avevamo un sistema di scoring, no? Quindi proprietà immobiliari, pagamenti commerciali, interrogazioni sulle banche dati CERVE, credit bureau di Experience, piuttosto centrale rischi, bilancio, anagrafica, sistema qualitativo e storicità del rapporto. Prima ne avevamo 2. Oggi tutti questi valori, questi ambiti valoriali, vengono tutti pesati all'interno del sistema del rating. Nel monitoraggio vedete che prima, se avevamo la fortuna di rinnovare i fidi a quell'azienda, l'avevamo annualmente, altrimenti forse dopo, se avevamo solo un finanziamento da medio termine, forse fra 3 o 4 anni. Oggi mensilmente noi aggiorniamo la posizione con un sistema classico, no? Di un master scale tradizionale, no? Che si presenta con 9 classi, diciamo,
dall'azienda più strutturata a quella insolvente, con un rating, una PD, no, di insolvenza da un minimo a un massimo e una media. Vedete che sulla PD della AAA praticamente il rischio non esiste, ma vediamo un salto notevole dalla AAC alla AC. Guardate come aumenta la probabilità di default, no? Guardate che questi sono dati reali che vengono fuori dal nostro sistema, Dopodiché se mettiamo i dati di un altro confidi probabilmente esce di... Però noi non abbiamo un confidi particolarmente rischioso, ecco, quindi anche, voglio dire, abbiamo sempre la possibilità chiaramente di recuperare rispetto agli accantonamenti che noi facciamo. Ma vi voglio far vedere quanto questo è importante nella progettazione di nuovi prodotti, soprattutto nel credito diretto. Quindi se io faccio credito diretto a una AC, vado a sbattere dentro il muro. Non so se mi sono spiegato. Quindi bisogna fare molta attenzione a dove si fa l'operazione, ma anche ai dati e alla qualità dei dati che noi prendiamo. Io vi faccio vedere il mio portafoglio, non ho segreti. Questa è la fotografia che è stata fatta a fine del 2019 del nostro portafoglio. Vedete, è concentrato prevalentemente nelle classi di imprese equilibrate, 31 più 30 fanno un 75% del portafoglio all'interno delle prime due fasce. Chiaramente la AAA non ce l'abbiamo non perché non siamo bravi, perché non hanno proprio bisogno di noi, voglio dire, vanno in banca e se li fanno dare da soli i loro finanziamenti. La AAC costituisce un elemento importante, che chiaramente perché anche è una nostra missione dare credito anche alle più vulnerabili, però poi cala in modo significativo sulle altre classi, sia in termini di numero di imprese, ma anche in termini di importo di imprese. Questo lo posso vedere quando voglio, lo posso vedere per agenzia, lo posso vedere per banca, lo posso vedere che ne so, per settore di attività, in modo tale da vedere nel tempo come mi si sposta la classificazione del mio portafoglio. Clicco nella terza fascia, mi esce l'elenco delle aziende e poi su quelle posso andare a vedere di attuare delle operazioni chiaramente o di riequilibrio o di sviluppo a seconda di dove è collocato. Ora vi voglio far vedere e chiudere con un altro esempio che abbiamo vissuto tutti a fine anno, perché era obbligatorio, no? La Banca d'Italia ce l'ha chiesto, è la valutazione di impatto Covid sul nostro portafoglio. No? La gran parte l'hanno fatto con il sistema consortile, noi l'abbiamo fatto con il nostro sistema proprietario. Vedere come in un'evoluzione presente e futura, come avrebbe impattato l'effetto del Covid sui nostri portafogli. Allora abbiamo fatto delle simulazioni assieme a Cerved su due scenari. Un scenario normale, che è un scenario base cosiddetto, con delle valutazioni che poi ci siamo anche riconosciuti, no? Perché vedete, vaccinazione inizia ai primi mesi dell'anno e procede regolarmente. Di fatto è quello che è successo. Nello scenario peggiorativo, worst dicono gli esperti, procede a ritmi più lenti e del previsto. Oggi siamo quasi oltre l'80% dei vaccinati, quindi possiamo dire, poi vedete gli altri, le misure di contenimento, piuttosto che il recupero del PIL, l'avete visto, si sta continuando. Noi lavoriamo in una provincia che ha una vocazione prevalentemente industriale, produttiva. Non sono tantissime le aziende che hanno chiuso per Covid, hanno chiuso poco e poi si è ripartite. Cioè, non siamo in un settore, magari una regione che vive di turismo piuttosto di altre. È una regione di vocazione, una provincia anche di vocazione prevalentemente industriale, ha chiuso anche poco, quindi il rilancio e il rimbalzo c'è stato. Quindi lo scenario base è quello che di fatto ci si è presentato di fronte, non lo scenario worst. Questa è la fotografia dello scenario base, come vedete ci sono circa 2 milioni nella nostra master scale che sono concentrate sull'elevato rischio o rischio modella D praticamente sul quasi default per circa 38 aziende, d'accordo? Questo è lo scenario moderato, chiaramente stiamo parlando di 10 milioni di impatto, di aumento di quelle fasce là per 136 aziende. L'ultimo, il worst, vedete, 20 milioni sulle ultime due fasce, per fatti i conti voi sono 170 aziende. D'accordo? Guardate, vi faccio
vedere come si muove il portafoglio se noi ci spostiamo dall'uno e l'altro. Vedete? Ecco, questo è di fatto l'impatto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso, in accordo col Consiglio di amministrazione, l'impatto peggiore, perché questo è stato fatto a fine del 2020, dove si prefigurava già un gennaio di proroghe automatiche e di moratorie automatiche. Già avevamo in corpo più di 1000 moratorie, con grande preoccupazione dell'impatto delle moratorie e delle proroghe. Con gli impatti normativi che sono passati a gennaio abbiamo detto cerchiamo di essere prudenti, no? Voglio dire, non avevamo particolari problemi per farlo e abbiamo chiaramente scelto lo scenario worst, anche se di fatto i dati ci dicevano scegliete il modello più moderato, no? Abbiamo calcolato chiaramente la perdita attesa, abbiamo calcolato il rischio netto al netto di quelli che sono, diciamo, le controgaranzie, ci abbiamo aggiunto anche un rischio residuo dato dall'inefficacia delle garanzie e ne sono usciti 417.000 euro che hanno aumentato la generica del bilancio del 2020. Questo l'ha analizzato in una recente ispezione che abbiamo avuto dalla Banca Italia, è stata molto colpita favorevolmente anche da questo tipo di valutazione che abbiamo fatto di impatto. Chiaramente non abbiamo mostrato tre grafici perché hanno voluto tanta roba così, però insomma alla fine si sono congratulati per la affinità con la quale abbiamo, diciamo, valutato questo impatto. Ecco. È un esempio, voglio dire, che possono fare anche gli altri. La sfida futura della tecnologia, l'abbiamo detta, è quello di integrarsi anche con strumenti innovativi. Nicastro l'aveva detto prima, d'accordo, noi abbiamo bisogno di voi, no? Certo, avete bisogno di noi perché dalle banche dati avete una realtà, quella di prossimità ce l'abbiamo noi, ecco. Non voglio fare altri ragionamenti, ci siamo capiti tutti, voglio dire, è da anni che ragioniamo su questo, bisogna valorizzarlo con sistemi che vengono però espressi in modo robusto, cioè inconfutabile, indiscutibile, no? Me lo conosco, è un bravo ragazzo, no, bravo ragazzo, ma funziona bene, ha quella PD, è una PD solida perché è estratta con metodi scientifici. Grazie. A Paolo Mariani chiediamo di illustrare il modello di partenariato pubblico-privato che ha attivato con la Regione, tale da andare a intercettare le esigenze specifiche delle imprese in questa fase di crisi. Grazie. Spero di saperlo far funzionare. Quello centrale con la freccia verde, esatto. Io lo vedo, ma... perfetto. Buongiorno a tutti. Per me è la prima volta perché sono non da tanto tempo direttore di Unico, per tutta la mia vita, per più di 30 anni ero dall'altra parte, ero in banca, quindi l'ultima esperienza in Intesa San Paolo, e oggi ho partecipato, e ieri ho partecipato ad un convegno molto politicamente corretto nei confronti di tutti, nei confronti delle istituzioni, nei confronti delle banche, seppur in questi mesi, forse un po' più di un anno, che ho preso realmente in mano la direzione del Confidi, non sempre ci sia stata una situazione politicamente corretta nei confronti dei Confidi. Le cose le comprendi quando appunto cambi giacca. Un conto è avere alle spalle un brand dominante e quindi essere la parte attiva, forte nel dialogo con le imprese, detti tu i tempi, detti tu le regole, stabilisci tu gli algoritmi, stabilisci tutto. Un conto è essere a fianco di quegli imprenditori che sempre si quantificano nel 95% dell'economia italiana,
ma il 95% è il 95%, non è il 5%. Allora queste imprese meritano un'attenzione e un rispetto che va oltre l'algoritmo, altrimenti anche con l'algoritmo fra poco definiremo il senso di amicizia. Non so se l'amicizia si possa definire con un algoritmo. Ecco. Quindi io ho imparato molto in questo anno e mezzo, 2 quasi di vita nel Confidi, perché ho capito che cosa vuol dire essere dall'altra parte, essere un interlocutore che è dalla parte di imprese che hanno esigenza di crescere, hanno esigenza di strutturarsi, ma hanno soprattutto l'esigenza di vivere e di dare lavoro alle proprie maestranze. Quindi questo l'ho visto, l'ho vissuto in questi 2 giorni, forse nel futuro dovremmo essere un po' meno politicamente corretti e forse alzare un pochettino il tono anche nei confronti di quelle strutture ben pensate, nate e cresciute sicuramente, tra queste anche il Fondo Centrale di Garanzia, che però non deve essere una forma surrettizia di capitalizzazione del sistema, altrimenti si socializzano le perdite mentre i dividendi non si socializzano. Quindi questa è una cosa sulla quale bisogna stare molto attenti, anche perché molte di queste iniziative sono fatte a debito e quindi poi le imposte non le pagano solo gli azionisti delle banche o gli amministratori delle stesse, ma le pagano gli artigiani, gli industriali, gli impiegati, le pagano i cittadini italiani. Allora su questo bisogna essere un po' attenti, perché va bene fare convegni nei quali dobbiamo essere attenti a non uscire dal seminato, perché poi non siamo così forti, ma è altrettanto vero che questo non so se ci dia forza o debolezza. Quindi dobbiamo un attimino anche far capire che rappresentiamo, come diceva il Presidente Campaioli, che ho avuto il piacere di conoscere in questi mesi, o il Vicepresidente Cioni, rappresentiamo tanto e quindi proprio per rispetto nei confronti di questi dobbiamo agire. Qual è l'esperienza che vi porto in pochi minuti, perché siamo al termine di questa convention e ormai inizia a crescere l'ansia di tornare in famiglia, come è giusto che sia. Noi ci siamo trovati all'aprile dello scorso anno nella situazione nella quale vi siete trovati tutti voi. I vari DPCM stabilivano che noi non potevamo più applicare determinate spese. Non mi sembra che questo sia stato stabilito per altri. Per noi è stato stabilito, per altri un po' meno. Quindi abbiamo dovuto domandarci che cosa facciamo, come interloquiamo. Devo dire che in quel momento e nel prosieguo, peraltro, il decisore pubblico è soggetto alla decisione dei cittadini, quindi noi abbiamo vissuto peraltro nella Regione Marche anche un cambiamento perché abbiamo avuto elezioni. Devo dire che però sia il precedente decisore pubblico sia l'attuale ci hanno sostenuto attraverso l'individuazione di uno strumento che noi definiamo legge 13 di partenariato pubblico-privato, dove la Regione ha riconosciuto ai Confidi un ruolo molto forte, molto importante, e attraverso i Confidi ha sostanzialmente proceduto ad erogare credito diretto e ha proceduto a sostenere con un contributo in conto interessi e con un contributo sul costo della garanzia le attività, i finanziamenti bancari che in quel periodo sono stati chiesti. Cosa prevede questa legge? Quindi una misura A che prevede credito diretto con un limite di 50.000 euro per gli investimenti, 40.000 euro in via ordinaria, un preammortamento di 24 mesi, una durata dell'ammortamento di 72 mesi con un tasso zero da parte della Regione, un tasso del 2% da parte nostra, quindi con il 50% funding Regione e 50% funding Confidi, con proprio patrimonio. In quel momento vedo l'amico Castronovo con il quale ci siamo più volte confrontati e collaboriamo molto bene, non avevamo risorse CDP in quel momento. E siamo partiti subito.
quando ancora non erano partiti 25, poi 30, che sono poi partiti con estremo ritardo, noi siamo partiti subito e questi fondi sono arrivati alle imprese. La misura B prevede un contributo da parte della Regione di 12.000 euro, suddiviso tra 8.000 in conto interessi e 4.000 in conto costo della garanzia, attraverso le quali le banche possono finanziare le imprese fino a un massimo di 150.000 euro e sulla durata massima la vedete, non ve la sto a leggere. Queste sono le operazioni che abbiamo fatto dall'aprile dello scorso anno a qualche giorno fa. Il Confidi ha realizzato 2.962 operazioni tra la misura A e la misura B e con 20 milioni di fondi pubblici che ci sono stati messi a disposizione tra credito diretto e contributi, come vi ho poc'anzi detto, abbiamo stimolato 186 milioni di finanziamenti bancari e credito diretto. La leva la calcolate voi, e abbiamo avuto la possibilità, considerate che questa legge non prevede di associarsi obbligatoriamente al Confidi, quindi l'imprenditore non ha nemmeno quel costo di associarsi, poi se lo vuol fare e se comprende la validità di associarsi ad un Confidi, lo può fare ma non ha l'obbligo. Però attraverso questa legge, che è tuttora in piedi, poi è stata prorogata dalla nuova giunta e io spero venga rifinanziata, al mondo del Confidi è arrivato un mondo nuovo che non si sarebbe probabilmente approcciato al Confidi se non ci fosse stata questa norma, che peraltro interveniva quando la lettera R che prima veniva ricordata non c'era più. Ecco, allora l'ultimo elemento prima di andare alla sintesi, i punti di forza sono appunto state le sinergie che si sono sviluppate. Tenete presente che tutta l'idea è nata dal Confidi, che l'ha proposto alla Regione, e dalla presenza di fondi residui che abbiamo rimesso a disposizione della Regione. La Camera di Commercio è intervenuta, alcune province sono intervenute, quindi i punti di forza sono stati questi, i tempi di risposta e sicuramente le condizioni economiche. Sulla durata e sul limite temporale della costituzione delle imprese che potevano aderire a questa legge sono punti di attenzione che io spero il decisore pubblico possa ragionare su queste cose nel momento in cui l'andrà a rivedere, sperando rifinanziandola. Quindi io ho ascoltato tante cose e ringrazio ancora il Presidente e il Vicepresidente per l'invito, perché sono entrato in questo mondo in punta di piedi, cercando di conoscerlo, cercando di dare il mio contributo come direttore, cercando di sviluppare un territorio che insieme ad altri territori italiani ha avuto uno tsunami da un punto di vista bancario, uno tsunami, perché se è vero che la Toscana ha avuto purtroppo quello che ha avuto, o il Veneto, noi con Banca Marche abbiamo avuto quello che abbiamo avuto, e se andiamo a fare le debite proporzioni in termini di buco, probabilmente quello marchigiano è pari se non superiore alle altre disgrazie. Quindi sorrido un po' quando appunto si parla di credito diretto e l'organismo di vigilanza che tutti rispettiamo ci dice di monitorare. Noi monitoriamo perché le nostre associazioni di rappresentanza forse fanno le paghe a quegli imprenditori, perché probabilmente li conoscono e li frequentano, perché probabilmente anche noi li frequentiamo un po' di più. Ecco, mi verrebbe pensato, visto che ero dall'altra parte, di dire quali fossero i livelli di sofferenza e quindi ancor prima di monitoraggio in alcune situazioni che poi non sono andate come dovevano andare. Leggevo proprio ieri un articolo dove negli ultimi dal 2008 ad oggi il sistema bancario ha fatto 74 miliardi di aumenti di capitale
e ad oggi la capitalizzazione di borsa delle banche che dal 2008 ad oggi hanno fatto aumenti di capitale è di 8 miliardi inferiore. Quindi è un sistema che si deve ridisegnare, il fintech sicuramente è un elemento, ma c'è un elemento che va oltre ogni cosa, a mio modo di vedere, la conoscenza. La conoscenza, il fintech ti può aiutare, lo scoring ti può aiutare, però non vorrei che dimenticassimo l'elemento della conoscenza e che la portassimo, questo concetto, lo estendessimo troppo fino a farlo diventare qualcosa di impercettibile, di non più vero, di non più palpabile, reale. Noi ci diversifichiamo dalle banche perché mentre le banche, e io mi auguro che lo comprendano e sappiano coniugare questi elementi, a mio modo di vedere rischiano di perdere conoscenza, perché non è facile coniugare tecnologia con conoscenza, lo diceva bene Cioni questa mattina. Ecco, noi non dobbiamo perdere quello che ci fa essere diversi rispetto alle banche, puntando a crescere, a digitalizzarci, ad avere nuovi spazi di azione con CDP, con le altre realtà, e qui a rafforzarci, forse anche a fonderci in alcuni casi, perché in territori come quelli nei quali io vivo, Marche, Umbria e Abruzzo, se sommiamo gli abitanti delle 3 regioni facciamo Roma. Quindi non è che siamo enormi, seppur siano regioni a imprenditoria diffusa. Quindi dobbiamo fare squadra, ci dobbiamo credere, e io spero di essere con voi anche nel prosieguo, cercando, ecco, però di non abdicare, di non essere troppo politicamente corretti e di non abdicare a quel mandato che ricordava il Presidente Campaioli, ricordava Cioni, ci danno quelle persone che ci consentono di fare anche questa convention. Grazie. A Vito Sanfilippo chiediamo di presentare l'esperienza di sinergia e complementarità che si è sviluppata tra il Confidi e tutti gli enti pubblici del territorio. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie Fabrizio, grazie Giacomo e Federica per l'invito. Per dare subito una risposta a Federica, effettivamente in Veneto ho pensato che ci sono stati 4 interventi diversi dagli interventi classici che ci sono stati negli anni attraverso i Confidi, ma anche la peculiarità è stata quella di aver coinvolto tutta una serie di enti pubblici. È classico dire che è la Regione il principale interlocutore degli interventi dei Confidi nel territorio, però se io riesco a coinvolgere anche le Camere di Commercio e anche i Comuni, direi che abbiamo fatto una interessante sinergia. Premessa. Se c'è qualcosa di buono che ha portato la pandemia nel nostro sistema è stato sicuramente il fatto di aver accelerato l'ingresso nei nuovi mercati da parte dei Confidi. Dico accelerato perché erano già partite una serie di azioni, la pandemia le ha sicuramente anticipate e soprattutto ha dato la possibilità, e io dico l'obbligo, da parte di una serie di enti pubblici di intervenire in maniera diversa anche attraverso i Confidi. Le 4 cose che vi farò vedere dopo, senza la pandemia non ci sarebbero state, e queste sono 2 cose che vanno sottolineate e ci devono anche far riflettere nel futuro. Io vi parlo di 4 interventi, 2 che li abbiamo fatti insieme alla Regione, il punto 1 e il punto 4, perciò il credito diretto e il fondo di rotazione anticrisi, uno fatto con le Camere di Commercio e uno con i Comuni. Il primo, anche in ordine cronologico, è stato quello della Regione che con la DGR che vedete nella slide, ancora già a maggio del 2020, ha pensato di mettere in campo
un nuovo strumento per dare la piccola liquidità alle imprese. Voi sapete che c'erano già i decreti di liquidità che davano la possibilità alle banche dai 25.000 prima e dai 30.000 successivamente di fare questa attività, però la Regione ha detto cosa posso fare io per mettere qualcosa in più sul piatto a favore delle imprese e prende questa delibera. Suggerisco, la delibera non è per i confidi, la delibera era per le banche e per i confidi, solo che le banche probabilmente impegnate già col decreto liquidità, come vedete, dei 60 milioni messi a disposizione, ad oggi i dati che vedete sono della scorsa settimana, 52 milioni in tutto utilizzati, 80% l'hanno utilizzato i confidi e il 20% l'hanno utilizzato le banche. Credetemi, questo è un passaggio molto importante perché si arrivava fino al 2019 in un periodo dove i rapporti tra i confidi e il sistema degli enti pubblici, ne abbiamo parlato tante volte in FEDART, no? Non era dei migliori. Questo ci ha dato una grandissima mano per riavere un ruolo importante all'interno della filiera del credito a favore delle imprese. La Regione ha riconosciuto il fatto che i confidi hanno dato una mano significativa da questo punto di vista. Per essere beneficiario di questo intervento è molto semplice. Dichiarare con autodichiarazione il fatto di aver avuto crisi di liquidità per la pandemia e di essere dall'8 marzo del 2020 sede operativa in Veneto e iscritte alle Camere di Commercio. Da una seconda delibera della Giunta successiva sono stati anche ammessi i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA. Ecco, adesso vi dico perché secondo me i confidi hanno dato un'ulteriore mano. Questo è lo schema tecnico dell'intervento. Perciò l'importo andava da 5.000 a 50.000, le esigenze erano puramente di liquidità, la durata era da 12 mesi a 72 mesi comprensivi di 24 mesi di preammortamento, appunto per dare la possibilità alle imprese di superare il momento pandemico. Nuova finanza, non doveva andare a consolidare vecchie esposizioni, tasso confidi 1,90 e vi posso dire che questo è il frutto di una successiva delibera, perché la prima delibera prevedeva un tasso, se non mi ricordo male, dell'1,2, perciò diciamocelo francamente, non era per niente remunerativo per i confidi. Cioè lavorare a queste condizioni, lavori quasi sotto costo. Comunque i confidi hanno dato una mano e questo è molto importante. In più, secondo me, questo provvedimento ha avuto un grandissimo successo perché la Regione ha affiancato a queste condizioni per l'intervento del credito diretto anche un contributo in conto capitale alle imprese fino a 3.000 euro. Vi posso dire che per i finanziamenti fino a 35.000 euro era completamente gratis per le imprese, completamente. L'impresa pagava zero, da 35.000 a 50 qualche centinaio di euro. Le procedure erano abbastanza semplici, il confidi doveva accreditarsi alla Veneto Sviluppo, che è la finanziaria della Regione Veneto, doveva deliberare l'intervento a favore dell'impresa, doveva presentare la domanda tramite la piattaforma Finanza 3000 della Regione Veneto, c'era la delibera da parte di Veneto Sviluppo che delibera da comitato tecnico una volta a settimana. Poi i confidi, dopo la delibera di Veneto Sviluppo, chiedeva la provvista, la Veneto Sviluppo la eroga 2 volte al mese e dentro 15 giorni dalla venuta erogazione di Veneto Sviluppo della provvista al confidi, il confidi deve erogare il finanziamento all'impresa. Io dico che dalla delibera del confidi in un mese e 40 giorni l'impresa ha i soldi in conto, perciò un tempo anche accettabile dal punto di vista proprio della durata. Se mi permettete però, prima di passare all'altro intervento delle Camere di Commercio, volevo fare una piccola deviazione rispetto al mio intervento, perché approfitto della sede per fare così una considerazione con FEDART e con gli esponenti di FEDART per mettere, secondo me, in discussione al nostro interno il problema del credito diretto in futuro con i confidi. Perché io vorrei approfondire questo tema che è molto dibattuto. Sicuramente il sistema nostro l'ha fortemente voluto. Il confidi che rappresento l'ha utilizzato perché abbiamo fatto 15 milioni in 1 anno e mezzo, perciò convintamente l'abbiamo utilizzato.
ha un ritorno di immagine molto importante perché i soldi arrivano direttamente dal Confidi sul conto dell'impresa, capite bene che per noi è una cosa molto importante. Terza cosa, con tutti gli stakeholder del territorio, avere anche questa attività ci dà una mano per migliorare ovviamente il nostro posizionamento all'interno della filiera del credito. In più, non banale, con un'attività core che sicuramente non sarà più quella di una volta, avere un'altra fonte di ricavo così importante direi che non è secondario. E queste sono tutte cose molto positive. Però guardiamo anche l'altra faccia della medaglia. Primo, la vigilanza è tiepida su questa cosa e uso un eufemismo per dire tiepida, non è che sia molto contenta in generale. Secondo, vi posso assicurare che quando ho provato a collocare il prodotto a imprese medio-buone, okay, anche il fatto, nonostante il fatto, scusate, che ci fosse il costo zero, qualche impresa mi ha detto non ne ho bisogno. Ciò significa che certe tipologie di imprese di liquidità ormai ne hanno fatto incetta e non ne hanno più bisogno. Quale sarà il nostro mercato domani su questa partita qua? Io direi che è un'altra cosa che dobbiamo interrogarci. Seconda cosa, abbiamo, almeno io parlo per il mio Confidi, ma parlando con i colleghi è la stessa cosa. Noi l'abbiamo utilizzato convintamente perché abbiamo strumenti di CRM che coprono il rischio al 90%, ce lo diciamo, Fondo Centrale di Garanzia e magari anche noi abbiamo la riassicurazione Veneto Sviluppo. Bene, se domani ci sarà un decalage, come dicono tutti del fondo, che copertura avremo noi su questa tipologia di intervento? Ultimo e chiudo, abbiamo per caso flussi di fondamentale noi da poter valutare? Siamo in grado di fare un monitoraggio serio su questa operazione qui? Bene, allora secondo me, e chiudo, forse è bene che il nostro sistema si faccia un'interrogazione da questo punto di vista. Io non sto dicendo che è sì o è no la risposta che dovremo dare, ma noi dobbiamo interrogarci su queste cose, perché se crediamo che questo sia uno strumento importante, dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo facendo. Passo al secondo, e parlo da uno che l'ha utilizzato, perché voglio dire, ecco. Allora, passiamo invece alle Camere di Commercio. Allora, le Camere di Commercio in Veneto si sono mosse in maniera un po' diversa una dall'altra, però 3 Camere di Commercio hanno fatto lo stesso intervento, hanno messo a disposizione 1,5 milioni cada una per creare la provvista al mondo dei confidi per erogare credito diretto, okay? Un po' simile, anche se diverso, rispetto a quello della Regione Veneto. Qua l'importo massimo del finanziamento previsto da normativa è di 25.000 euro. Il tasso che può determinare il Confidi non è bloccato dalla normativa come abbiamo visto per la Regione, ma è libero e questo ci dà la possibilità di essere un po' più remunerativi. La Camera di Commercio fa il bando, i Confidi fanno la domanda in base all'attività che hanno svolto l'anno precedente. Un Confidi può avere al massimo il 35% del complessivo plafond messo a disposizione dalla Camera di Commercio e con un minimo di 50.000 euro. Ricordo che le Camere di Commercio, oltre ad aver fatto questo provvedimento, importo analogo l'avevano messo anche sulla garanzia, ma quello è abbastanza naufragato, voi capite benissimo che aveva poco senso che le Camere di Commercio mettessero un plafond sulle garanzie quando c'è il Fondo Centrale che arriva al 100%, però gliel'abbiamo anche detto e evidentemente non lo hanno percepito. Come funziona sostanzialmente? Funziona che mettiamo che, facciamo un esempio molto semplice, le Camere di Commercio hanno messo a disposizione 1,5 milioni, a un Confidi viene assegnato 200.000 euro di contributo. Il Confidi è obbligato a mettere altrettanta provvista, perciò il plafond complessivo diventerà di 400.000 euro. Okay? Alla fine dei 7 anni di attività, quando il Confidi ha erogato finanziamenti che arrivano fino all'80% della somma del plafond a disposizione, ha ottemperato alla misura e restituisce l'85% del fondo che ha ricevuto. Perciò il 15% è il ricavo del Confidi. Ricordo che le imprese non pagano il tasso, pagano ovviamente il 5%, ma non hanno altri costi. Il ricavo per il Confidi è il 15% e cosa che mancava da dire su questa cosa qua è che il Confidi, sì giustamente, è tenuto a sottoscrivere garanzia fideiussoria per tutti i 7 anni di durata sull'85% del costo.
Ecco, questo invece per me è la cosa un po' più particolare che è stata fatta in Veneto, perché è partita in sordina ma ha avuto un successo veramente importante. Allora, anche qui, una novità. È partito tutto dal Comune di Treviso, capoluogo di provincia, che in estate dell'anno scorso dice: cosa posso fare per le imprese del mio territorio? Prende le associazioni, prende i confidi e prende le banche. Organizziamo uno strumento che possa essere di facile fruibilità per le imprese del territorio? Lo facciamo che abbia iter veloce, senza commissione di garanzia, minima documentazione richiesta e delibera entro 15 giorni? Bene, organizziamo questo intervento qua. Il Comune, faccio un esempio per capire, perché bisogna fare sempre esempi numerici, il Comune dà 10.000 euro ad ogni confidi come contributo. Il confidi è obbligato per contratto a rilasciare garanzie per 12 volte il contributo ricevuto, perciò per 120.000 euro. Questo è quello che vi faccio vedere, è standard, perché dopo ogni comune ha messo la sua virgola, però diciamo questo è lo standard. Le imprese sono quelle che hanno sede operativa nel comune, l'importo del finanziamento va da 10 a 35.000, durata massima 72 mesi con preammortamento, garanzie confidi 80%, tasso banca 0,7 annuo bloccato. Molto importante, perché capite che sono condizioni molto, molto vantaggiose. Devo dirvi la verità, hanno aderito fondamentalmente le banche di credito cooperativo e alcune popolari. Altre banche a questo intervento non hanno aderito. Nessun costo istruttorio per la banca, tempo di istruttoria massimo 15 giorni, istruttoria semplificata. Questo è quello che è avvenuto realmente. Questi sono i dati solo del mio confidi, perché non sono andato a chiedere i dati di tutti gli altri confidi. Alla fine 72 comuni hanno aderito e il consorzio ha avuto un contributo di quasi 800.000 euro. Fate un po' i conti, 800 per 12 da praticamente 10 milioni di finanziamenti garantiti. Il contributo che riceve il confidi va a conto economico, perciò in questo caso i 10.000 euro, perché l'impresa non paga nessun costo, perciò non è un contributo che va a fondo rischi, è un contributo che va a conto economico. Quando si raggiunge l'obiettivo di aver fatto 12 volte, il contributo viene messo a conto economico, ovviamente il rischio a carico del confidi, ovviamente, e il confidi si controgarantisce al fondo. Grande successo, perché dovete considerare che questo qua è solo il consorzio, moltiplicate almeno per 4 in tutto il Veneto, tra tutti i confidi, in tutte le province. E ancora adesso ci sono confidi, ve lo dico, che stanno facendo il secondo plafond. Questa è una cosa che è andata oltre le previsioni. L'ultimo intervento, vado veloci, anche questo molto importante, è il fondo di rotazione anticrisi attività produttive, questo fatto con la Regione. Il fondo di rotazione esiste da almeno 20 anni in Regione, ok? Voi capite, fondo di rotazione, già la stessa parola lo dice, è un fondo rotativo, nel senso, è ovvio, quando vengono erogate i finanziamenti a favore delle imprese, man mano che l'impresa paga la sua rata, si rimpingua il fondo. Perciò in un mondo asettico dove non c'è nessuna sofferenza, il fondo continua a lavorare, sostanzialmente potrebbe continuare a lavorare per sempre. Cosa è successo nel momento della pandemia? Nel momento della pandemia la Regione ha messo in campo dei correttivi rispetto ai regolamenti attuativi. Intanto ha dato la possibilità anche ai confidi di intervenire all'interno del fondo. Una volta i confidi avevano 2 solo ruoli nel fondo di rotazione: presentazione della domanda anche per conto delle banche, anche in assenza di garanzia, e garantire l'operazione. Adesso può anche intervenire in credito diretto, cioè può intervenire lui con fondi propri, con provvista propria. Quali sono sostanzialmente? Sono stati dati 89 milioni e la scadenza è prevista il 31/12/2021, sappiamo già tutti che verrà prorogata probabilmente a tutto il 2022. I beneficiari devono essere le imprese iscritte nel Veneto. Ecco, tasso massimo previsto a favore, questo lo devo dire perché dopo devo farvi un esempio, il tasso massimo è previsto dalla normativa a favore delle imprese, massimo il 5%. Le tipologie di intervento sono per investimenti e per liquidità.
E quando si tratta di investimenti c'è un contributo che per le piccole imprese arriva fino al 15%. Attenzione che anche questa è una cosa molto importante perché è quella che ha dato il volano all'inizio dell'attività. Sono le ultime due. Allora, le operazioni come vedete ci sono da 20.000 a 500.000, minimo 36, massimo 120 mesi per gli immobiliari, minimo 36, massimo 84 mesi per le miste e minimo 36, massimo 60 per la liquidità. Il fondo interviene nelle percentuali che vedete, sull'immobiliare arriva al 40%, sulle miste arriva al 50%, sulle posizioni con contributo a fondo perduto arriva al 45%. Vi dico questo perché vi faccio un esempio. Facciamo finta che siamo ad un investimento per 100.000 euro, un finanziamento per investimenti di 100.000 euro. Allora c'è il finanziamento di 100.000 euro, c'è un contributo in conto capitale perché è una piccola impresa per l'investimento, perciò i 15.000 euro vengono tolti dai 100.000, rimangono 85.000, 42.500 li mette come provvista la Veneto Sviluppo, 42.500 lo mette il Confidio, la banca. Così funziona, ok? In questo caso qua, sia che sia la banca, sia che sia il Confidi, per quei 42.500 ci si riassicura al fondo centrale perché il rischio è in carico al Confidi, e l'altra novità che ha messo la Regione è che l'altro 42,5, cioè della provvista che mette la Regione, rischia la Regione. Fino a un anno fa non rischiava niente la Regione, era tutto rischio banca. Voi capite che però nel momento in cui tu utilizzi la provvista tua, noi abbiamo anche ipotizzato di poter utilizzare la provvista CDP. Se io potessi utilizzare la provvista CDP come mia provvista all'interno dell'operazione, posso andare a calmierare il costo, perché se metà provvista è mia, in qualche modo, e la metà provvista della Veneto Sviluppo è a costo zero, banalmente 5% tasso massimo, l'impresa paga il 2,5%. Ok? Questa è una... Arrivo e chiudo perché sennò poi faccio troppo tardi. Diciamo che allora la cosa interessante di questo intervento qui è che siccome c'è il contributo del 15% stanno fioccando le domande, soprattutto sugli investimenti. Voi capite che le imprese appena sentono il contributo del 15% in conto capitale si stanno subito interessando all'iniziativa. Ricordo e ribadisco che i Confidi hanno 3 ruoli. C'è qualche BCC che ci ha già detto: guardate, noi non abbiamo tempo di studiare questa cosa, ci fate voi da service, se facciamo noi, anche se eroghiamo noi il finanziamento, non c'è problema, lo stiamo già facendo. Seconda figura del Confidi, io presento e faccio da service, ma garantisco anche l'operazione. Secondo ruolo. Terzo ruolo, erogo io, con mia provvista. Basta, perché dopo alla fine ritengo di aver finito. Ecco, io ho finito. Mi sembrava interessante dirvelo perché secondo me ci possono essere dei spunti di riflessione che potete usare magari anche voi con i vostri enti pubblici, voglio dire, di varia natura sul territorio, e se avete bisogno sono qua a disposizione. Grazie. A Flaviano Montebello chiediamo di rappresentare una modalità di interlocuzione con la Regione che ha visto la presenza in modo unitario di tutti i Confidi. Grazie. Buongiorno a tutti. Sarò molto breve, insomma, e manterrò la parola anche perché, insomma, considerata l'ora tarda e le conclusioni che devono essere poi fatte dal nostro Presidente. Un ringraziamento alla squadra di Fedart per questa opportunità che mi è stata data di portare questa testimonianza sulla mia regione, sulla regione Abruzzo. E voglio dire che io ritengo che, insomma, il rapporto con l'area territoriale, con la regione, sia di fondamentale importanza. Cioè, sia ieri che oggi, anche poco fa, gli interventi che mi hanno preceduto testimoniano dove, insomma, si riesce a fare di più per noi Confidi e quindi per le imprese e dove ci sono buoni rapporti con la Regione. Io credo che in Abruzzo noi per anni abbiamo costruito un perfetto rapporto tra Regione, Confidi, associazioni,
Sappiamo bene che poi i confidi sono state, in particolare in passato, tutte promanazioni delle confederazioni artigiane in particolare. E devo dire, c'era un dato, me lo sono andato a rivedere, di una vecchia conferenza stampa di qualche anno fa, parlo 2017, in cui noi stimavamo che il grado di penetrazione commerciale dei confidi rispetto alle imprese in Abruzzo era intorno al 25%. A quel tempo avevamo 160.000 imprese nella nostra regione, quindi un dato sicuramente importante. Poi dobbiamo anche ammetterlo, qualche scricchiorio tra noi confidi c'è stato. Qualcuno ha chiuso, incorporazioni, qualche caso anche brutto. Io ho visto confidi restituire anche i fondi che la Regione gli aveva dato, i fondi di garanzia, che non era riusciti ad utilizzarli. E poi, devo dire la verità, siamo arrivati a giugno 2019, così insomma, con un appuntamento importante che era poi quello avevamo 10 milioni di euro a disposizione in Regione, avevamo concordato di gestire questa somma che era del Porfers 14-20 attraverso un bando in cui il Confidi continuava ad essere protagonista alla luce dei risultati che vi ho poc'anzi detto. Invece, cosa strana che molte volte accade, questo bando, quasi diciamo così sorprendentemente, nella notte viene cambiato, la mattina viene pubblicato questo bando e la parola confidi non c'è. Basta prendere, ci sono 110 pagine di quel bando, non c'è mai scritto confidi. Chiediamo, ma che è successo? Ma qual è il problema? Dice, ma guarda, abbiamo parlato, dicono i dirigenti della Regione, perché poi il problema non è solo l'interlocuzione con gli assessori, voi me lo insegnate, ma è soprattutto molte volte anche quella di avere dei dirigenti in grado di capirti, di comprendere le situazioni. Lì c'era un dirigente che dice, no, guarda, noi abbiamo parlato col Ministero, con l'autorità di gestione, non è possibile, i confidi non si possono più finanziare e siamo costretti a fare un bando di questo tipo. Questa è una bugia grossa come una casa. Contemporaneamente a quel bando in Abruzzo, io controllo, ci sono altre regioni, Basilicata, Lazio, ma anche altre regioni, in cui la stessa misura è disciplinata in modo diverso, addirittura con una premialità per i confidi del territorio. Insomma, alla fine siamo costretti a fare un RTI con Artigiancassa, però insomma giusto così per tentare, ci aggiudichiamo anche quel bando, però l'operatività naturalmente è ferma, anche perché viene fuori una misura finanziaria non controgarantibile col medio credito centrale. Alla fine verranno fatte una decina di pratiche. Da quello che so c'è un contenzioso fra Regione e Artigiancassa per chiudere la partita e comunque la cosa che dispiace è che quei soldi non siano andati non ai confidi ma soprattutto poi alle imprese attraverso i finanziamenti. Ed ecco che allora noi unitariamente, io questo lo voglio sottolineare perché Fedart è una struttura unitaria, noi nel nostro piccolo in Abruzzo abbiamo tentato di fare lo stesso e quindi unitariamente, io ho anche l'onore di essere responsabile di Casartigiani, ma devo dire con i colleghi di CNA, di Confartigianato, ci siamo sempre trovati unitariamente a rivendicare in Regione un ruolo diverso e addirittura abbiamo formato un comitato proprio per il credito, naturalmente in cui abbiamo fatto aderire tutte le sigle sindacali datoriali e anche le sigle sindacali CGL, CISL-UIL, proprio per dare una forza maggiore. Abbiamo avuto anche in un momento anche l'adesione di Confindustria, anche se poi non è che ve lo devo insegnare io, ma insomma Confindustria molte volte sul credito non si sa bene che cosa vada a cercare. Comunque comprendiamo il momento difficile e c'è questa necessità di fare un forte strumento unitario, un po' come succede nelle Marche, che poco fa diceva il collega Mariani. A un certo punto abbiamo anche il passaggio di una giunta regionale, ci sono delle elezioni in Abruzzo, anche da noi esce fuori una giunta di centrosinistra, arriva una maggioranza di centrodestra, che noi presumiamo più vicina un po' al nostro ruolo. Devo dire la verità, chiediamo fondamentalmente due cose: ridare un ruolo positivo ai confidi per il credito alle imprese abruzzesi e
far anche da noi finalmente realizzare il cosiddetto voucher garanzia. Poco fa è stato detto come questa cosa ha portato fortuna nell'esperienza delle Marche, ma in tante altre regioni, e quindi diciamo, guarda, è già un'agevolazione già presente, per favore dateci questa possibilità. Ma pensate, però il lavoro poi paga, l'unitarietà ci vuole tempo, ma paga. Finalmente in Consiglio regionale quest'anno, il 19 maggio, quindi poco tempo fa, viene approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una legge che appunto prevede un voucher garanzia. Finalmente siamo tutti contenti. La motivazione: dobbiamo sostenere le imprese abruzzesi che operano nel settore del turismo. Siamo a maggio, quindi ancora non conoscevamo come sarebbe andata la stagione estiva. Dico che per fortuna la stagione estiva è andata molto bene, lo sapete, insomma il nostro turismo ha avuto un grosso successo. Il voucher, cari colleghi, è ancora fermo perché manca di un provvedimento dell'autorità di gestione, quindi per il momento siamo ancora senza poter fare concorrenza alle Marche. Naturalmente comunque continuiamo a andare avanti. Finalmente le buone notizie arrivano all'inizio di ottobre del mese scorso, quando in Abruzzo la finanziaria regionale, grazie all'impegno del nuovo presidente, che ringrazio, finalmente pubblica un bando, il Restart, in cui ci sta un vecchio fondo CIPE di 10 milioni di euro per operazioni finanziarie con garanzia Confidi. E noi abbiamo quasi l'emozione di rileggere questa parola, no? Finalmente Confidi, garanzia in essere, si ripartisce in questo modo, si utilizza in questo modo. Una misura finanziaria che sicuramente è, diciamo, di circa 100.000 euro, dove addirittura c'è anche, con una parte del fondo, un contributo del 40% a fondo perduto. È purtroppo un fondo particolare, chiamato impropriamente Fondo Cratere, che si riferisce, questa naturalmente per la delibera CIPE di qualche anno fa, al vecchio sisma, insomma, che colpì, come voi tutti ricordate, l'Aquila e anche altre zone dell'Abruzzo. Però comunque anche questo 40% di contributo a fondo perduto io l'ho interpretato come un voucher in qualche modo, diciamo, di fatto che arriva, e secondo me è una cosa importante. Io, prima di chiudere questo brevissimo intervento, 2 considerazioni finali volevo fare. È stato detto stamattina anche da altre persone. Noi comunque in Abruzzo abbiamo un panorama, anche noi, come è stato detto anche in altre regioni, bancario che si è assottigliato in modo incredibile. Noi avevamo le grandi casse di risparmio, la Cassa di risparmio della provincia di Teramo, la Caripe, la Carichieti, la Cassa di risparmio dell'Aquila, la Banca di Lanciare sul Molo, tutte banche di grande importanza. Io ricordo fino a qualche anno fa, insomma, quasi tutti quanti chiamavano: ma che fa, non mi portate le pratiche, non ci date, insomma, vogliamo espandere, andare avanti. Oggi abbiamo anche una buona presenza di Banca Marche in Abruzzo, insomma, con tanti sportelli. Oggi abbiamo pochissime banche, inutile che vi dico che fine hanno fatto le altre, e abbiamo poteri decisionali lontani, molte volte anche ignari di quanto accade sul territorio. Poi sistema del bancheriere cooperativo. Io devo dire, ho sentito ieri, insomma, anche stamattina, parecchie persone che dicono che tra BCC e Confidi ci deve stare una più stretta collaborazione, che già di fatto avviene. Noi ne abbiamo 7 in Abruzzo, e devo dire ho anche la possibilità di dare una BCC, dove sono consigliere, un modesto contributo, dove sicuramente posso portare ogni giorno l'esperienza del mio lavoro nei Confidi. Però chi conosce bene questo mondo lo sa, è stato sottoscritto un patto di coesione molto forte, molto stretto. Io ho anche avuto modo di vedere, adesso non dobbiamo uscire fuori dall'argomento, una circolare recente sulla condivisione della clientela che ha fatto una capogruppo, e devo dire che secondo me si legge anche in quella circolare sulla condivisione della clientela la volontà della capogruppo di, non dico magari nel giro di qualche anno, di farci diventare tutti degli sportelli bancari, e quindi non ci sarebbe più questo stretto rapporto.
E qui concludo dicendo che un'altra esperienza è stata molto significativa, è quella di aver costituito una rete di confidi 112, di cui 13 confidi, 9 abruzzesi, poi ne avevamo anche uno in Toscana che poi è stato assorbito da Confeserfidi, confidi vigilato siciliano, con un confidi poi in Puglia, in Lucania e in Sicilia. Questa è stata una bella esperienza, questa della rete. Noi abbiamo sempre avuto garanzie in essere superiori a 200 milioni di euro e ora naturalmente col vigilato siamo sui 330-340 e abbiamo ricevuto dalla legge di stabilità 2014 un contributo pari a 2 milioni e 700. Quindi insomma voglio dire un ottimo contributo. Abbiamo condiviso anche una funzione che purtroppo la legge ci obbligava, la compliance. Poi qui mi corre l'obbligo di ringraziare Fedart perché insomma se questa rete è cresciuta è grazie anche al quasi quotidiano rapporto che abbiamo con la struttura della nostra federazione. Abbiamo dialogato, come dicevo, molto fra di noi. E anche la Regione di recente ci ha accolto come rete delle cose importanti, ci ha dato la possibilità di prorogare per un anno l'utilizzo dei Parfals e dei Porfers e soprattutto ci ha dato anche la possibilità di fare questa cosa senza stipulare nuove convenzioni bancarie e voi sapete quanto è importante questa cosa. Poi la consulenza aziendale, l'intermediazione creditizia, tutte cose che anche noi stiamo facendo, le ho sentite in questi giorni, molte consulenze anche e soprattutto per noi imprenditori. C'è una forte domanda, per esempio, nel nostro territorio per quanto riguarda il Resto al Sud, tanti giovani che ci chiedono consulenze su queste cose. Chiudo l'intervento dicendo che in questi 2 giorni molti colleghi anche della mia rete, ma anche colleghi di altri confidi mi hanno chiamato, loro non sono riusciti purtroppo a venire a Roma, però mi hanno chiamato e dice: ma allora che cosa emerge da questa convention di Fedart che avete fatto? Quali conclusioni avete fatto? Io ho detto: guarda, le conclusioni le farà tra poco il nostro Presidente, quindi non gli posso rubare il ruolo. Ho solo anticipato che Fedart Fili sarà al fianco dei confidi minori. Grazie.